Pronti? 1, 2, 3. Segnale buono con Umimma in vantaggio, attaccata da Papandreou che va a condurre, poi Pedro Almodovar, mentre sbaglia Rosemary. Numero 3, Rosemary, squalificato. In vantaggio dunque dopo i primi 200 metri Papandreou che conduce nei confronti di Umimma. Pedro Almodovar ancora tutti in fila indiana dopo i primi 300 metri di gara. Corsa sui 3 giri di pista, corsa maratona che Papandreou guida, ma vediamo la progressione esterna da parte di Juan Peste TFT che con uno strappo si porta su Papandreou. Papandreou replica però, costringe Juan Peste a rimanere all'esterno. Juan Peste cerca di sistemarsi in corda, lo fa dopo i primi 700 metri di gara, manovra di Sandro Miraglia che riesce per sistemarsi davanti a Umimma. Più indietro c'è Pedro Almodovar, mentre risale ora con più gradualità Stargriff Italia. Ha cercato di sorprendere tutti Sandro Miraglia con Juan Peste, Papandreou però gli ha detto no e quindi ha trovato posto in scia. In terza posizione c'è Umimma, ora all'esterno Stargriff Italia progredisce con molta gradualità e arriva così a ridosso dei primi che hanno completato un primo chilometro in 1:21,7 e Stargriff con molta calma è arrivato a ridosso dei primi praticamente senza sforzo e ora dopo 1200 metri gravita a lato di Juan Peste, mentre a contatto alla corda c'è Umimma. Ha spostato anche Pedro Almodovar, ancora Uppimar che precede alla corda Tilde Matti. Più indietro sono all'esterno Rigoletto Jet e quindi Rick del Duomo. Parziale ancora di tutto comodo in 17 per Papandreou e Juan Peste in scia, poi all'esterno Stargriff che non ha ancora iniziato ad accelerare e ora nel giro conclusivo andrà sicuramente all'attacco di Papandreou. Pedro Almodovar segue Stargriff, a contatto Juan Peste davanti a Umimma, via via tutti gli altri. Corsa che ora entra nel vivo, si accende con un parziale comunque ancora non proibitivo, 15,5. Ora Stargriff intensifica i suoi sforzi su Papandreou che però a questo punto cambia marcia. In seconda posizione si mantiene Juan Peste, poi Pedro Almodovar 400 al palo con il parziale in 14,5 e Stargriff va ora deciso all'attacco di Papandreou che prova a replicare. Juan Peste a contatto, ancora Umimma, Pedro Almodovar, via via gli altri, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Papandreou che cerca di difendere, ma Stargriff nel finale passa per chiudere definitivamente, mentre per il secondo posto sul palo è il numero 9 Rick del Duomo che con gran finale batte tutti gli altri per il 28,6 a chiudere. Intanto ha atteso proprio gli ultimi 500 metri di gara per entrare, per carburare all'esterno Stargriff Italia e passare poi nettamente nel finale. Ci ha provato Papandreou, ma in arrivo Stargriff Italia ha fatto valere un'altra qualità, emerge nettamente in fondo, mentre per il secondo è Rick del Duomo che al rientro si limita a sua volta a correre gli ultimi 400 metri, finisce bene secondo avanti a Papandreou. Più indietro sono Juan Peste e Umimma.